sono Igor Mortolino del Meetup di Udine. Danilo Mesgers del Meetup di Trieste. Marco Zullo Pordenone. Per i Di Vincenzo di Udine sono alla prima riunione. Fabrizio, Meetup di Udine. Fabio, Meetup di Codroico. Minuto Cristian, Meetup di Codroico. Giorgio Murello, Meetup di Codroico. Giulio Tosca di Moggio, prima volta. Battista Nardini del gruppo Motogrillo Alto Friuli. Simone Berrico. Renato, Meetup di Udine. Gado De Anna, Udine. Michelangelo, Meetup di Udine. Bene, allora, questa sera dobbiamo discutere, direi di iniziare con l'evento delle termovalorizzate di cos'era? Al 26. Che è il 26 di questo mese. Per chi non lo sapesse, è il primo evento a livello regionale che organizziamo e in pratica consiste in una serie di banchetti nelle piazze dei nostri capoluoghi o nei paesi che si ritiene più opportuno seguire. Un banchetto informativo sull'incenerimento dei rifiuti, incenerimento, dissociatore molecolare, torcia al plasma, tutti quei simpatici sinonimi che si sono inventati all'italiana che però alla fine sono sempre inceneritori dei rifiuti. Quindi questa riunione qui è per coordinare questa cosa qui. Allora, inizio subito. Qui di Udine c'è qualcuno che può seguire direttamente la faccenda per quanto riguarda permessi o altre cose? Vedo che ci sono anche parecchi assenti. Mi pare che sì. Infatti, quindi Si prende nota e poi vediamo. prendiamo nota. Beh, per Udine per ora non c'è un rappresentante, in tal caso me la sbrigo io con Giorgio come ero dato a fare. Noi pensavamo di farlo sabato dalla mattina al pomeriggio, primo pomeriggio, perché sabato abbiamo il mercato, dopo il pomeriggio c'è sempre gente che gira qui in Piazza Belloni, perché Piazza San Giacomo è un po' dispersiva, mentre Piazza Belloni è un po' più frequentata, ecco. L'obiettivo appunto della manifestazione è volantinare, dare materiale, dare informazioni, dare quanto possibile sull'incenerimento dei rifiuti e finalmente far capire alla gente che l'incenerimento dei rifiuti, oltre a essere dannoso per la salute di noi, è anche economicamente sconveniente. Non lo dico io, dicono tante ricerche nel settore. Infatti solo la raccolta differenziata spinta porta a porta con materiale puntuale, l'unica soluzione, una delle più promettenti al problema di tutti. Voi a Trieste cosa avete organizzato qualcosa? Vi siete mossi? Noi a Trieste ci troviamo in una situazione un po' difficile. Per chi non lo sapesse, a Trieste si sono creati, diciamo fra virgolette, due gruppi che però non sono due gruppi, cioè sono delle persone che hanno un po' delle finalità diverse, soprattutto sotto questo periodo elettorale. Io rappresento uno dei due gruppi e non posso rappresentare ovviamente l'altro. Dell'altro gruppo non ho notizie del loro interesse per questa manifestazione, nel senso che qualcuno aveva detto che era interessato a fare, ma non si sa se alla fine organizzeranno qualcosa. Noi vorremmo farlo, ma abbiamo poche energie da poter mettere in campo per poter fare, quindi quello che possiamo fare noi cercheremo di farlo. Una cosa è certa, se facciamo una manifestazione a Trieste la facciamo in concomitanza entrambi i gruppi e soprattutto in accordo. Non ha senso effettuare manifestazioni dal nostro punto di vista in altra maniera. Se questo non fosse possibile, le nostre energie possono andare sicuramente dove magari potrebbe essere necessario. Cioè in pratica farete la manifestazione insieme. Se la faremo a Trieste, se c'è questo interesse, e deve essere entrambi i gruppi, altrimenti lo troviamo ridicolo e controproducente. Sì, quindi se riusciamo a trovare questo accordo per riuscire a farla, ben venga, noi siamo sicuramente favorevoli a farla, altrimenti impiegheremo le nostre energie perché vogliamo farla magari in altre città dove ci potrebbe essere bisogno di qualcuno che venga da una mano. Diciamo che da soli non abbiamo le energie per riuscire a organizzare. Facendo una domanda scomoda, se magari Trieste dice no, guardate, noi siamo impegnati per la lista civica, quelle cose lì, voi non riuscireste ad andare magari in una
Falcone, Sì, sicuramente, una sicuramente. cosa del genere, cioè di dire guarda non vengo a romperti le scatole perché tu hai il tuo programma politico sacrosanto, Esatto. io vado... È proprio questo l'obiettivo, cioè Ok. il fatto di se entrambi i gruppi non sono d'accordo su qualcosa, visto che oltretutto siamo in periodo elettorale, è inutile andarsi a rompere le uova nel paniere, quindi piuttosto impieghiamo energie per le parti, le città dove magari vogliono farla questa manifestazione. E quindi ben venga un Monfalcone, un Udine e poi un po' distante. Poi mettendosi un po' di impegno arriviamo anche da voi. Beh, l'importante è che il vostro gruppo di Trieste faccia Trieste, non ha senso che vi facciate 50 km per venire a Udine o... Spero che 80. potesse essere discusso oggi, infatti, con qualcuno anche dell'altra realtà. E non c'è nessuno in linea? Peccato. Decidiamo noi a livello regionale, scusate, più di dare anche Skype, quello che dobbiamo fare è andare a prendere con la portantina. Poi fatti referente tu per Trieste di questo Sicuramente, se vi serve una mano anche a livello organizzativo ci siamo, non c'è nessun problema. Per quando riesci a sentire Paolo? Posso provare a contattarlo in settimana, entro 2 o 3 giorni, Ecco, di solito mi rispondo. 2 o 3 giorni. Però Sì, fammi dire sì, subito da Paolo, dimmi subito se vi va bene, non che devo aspettare la riunione, l'approvazione, cioè, capisco che la riunione è importante, però queste robe andiamo un attimino un po' più spediti. Anche perché non c'è molto tempo. Sì, no, non c'è ne pochissimo. Bisogna fare tipo la richiesta per il suolo pubblico, deve essere fatta entro la prossima settimana, perché con tutte le manifestazioni che ci sono in giro bisogna anche beccare la piazza libera. Sì, noi a Pordenone pensiamo di fare un banchetto sabato mattina o il pomeriggio, adesso stiamo Dove? centro Pordenone, piazza 20 settembre. Non abbiamo problemi di autorizzazioni, okay. Anche lì dobbiamo solo contarci, vedere se le risorse sono sufficienti per fare una giornata intera O mezza o mezza giornata. Referente, Sì, faccio io. ora che si è registrato e esprimo anche i nomi. Sì, la nostra organizzazione, il nostro intento per la riunione questa sera era quello di coordinarci magari per riuscire a realizzare dei volantini comuni, così anche da alleggerire il carico di lavoro Sì, no, di noi in modo da... L'argomento lo trattiamo un attimino dopo, intanto facciamo una carrellata di dire chi è disponibile e dove, con quali forze, dopo entriamo perché quello dei volantini va a toccare anche l'argomento del forum del Movimento 5 Stelle, nonché di altri argomenti legati al coordinamento. Quindi se Pordenone c'è. Sì, Pordenone c'è. C'è qualcuno che può parlare per Codroico? L'interessato non c'è, quindi preferisco. Dovremmo parlare proprio giovedì di questa cosa, ma la disponibilità c'è tutta. Tenete conto che se dovete parlarne giovedì i tempi cominciano ad essere veramente molto risicati, quindi magari se tu riesci domani a sentire il responsabile, magari vabbè che ormai domani ormai è mercoledì, quindi mercoledì e giovedì non è che cambi molto. Però già se tu, non so se lavori o cos'altro, senti un responsabile, dici senti, alla regionale hanno detto che Udine fanno, magari facciamo anche noi sì, no, sì, ok, andiamo a chiedere l'occupazione al suolo pubblico perché il problema è quello, l'occupazione al suolo pubblico. Scusate se interrompo una cosa, c'è qualcuno di Monfalcone e Gorizia? No, mi sembra che dovrebbe essere online. Sì, è online, ma volevo sapere se c'è qualcun altro. Elena Fontanini saluta tutti. Elena per caso può dare disponibilità? Chiedevo adesso. A questo. Vabbè, intanto continuiamo mentre lei scrive. Ma visto i tempi stretti io sarà difficile che riesca a occuparmi per il suolo pubblico o non so se pensavo di farlo a Gemona o a Tolmezzo, però a Tolmezzo non ho referenti. Posso tentare a Gemona se, perché io lavorando a Udine non è che posso avere mezza giornata per andare a Gemona, carte e tutte quelle robe lì. Se non riesco a farla giù do una mano per giù. Sì. Comunque in un occhito interpello una ragazza che conosco che lavora a Gemona e vedo se mi riesce perché vorrei fare appunto qualcosa per continuare a fare un po' di
propaganda per il gruppo, insomma. Sì, allora tu senti questa ragazza e vedi se si L'importante è che il materiale mi venga consegnato. Adesso Dopo, voglio dire, il materiale non è che mi deve occupare. L'unica cosa che devi occuparti è scaricare il file e stamparlo, stampare per centinaia di copie, magari assieme ad un altro po' di materiale, che magari facciamo una selezione all'interno dei vari meetup, siccome ogni meetup ha il suo materiale per il nucleare, per l'acqua, quelle cose lì, magari stampi un buon 200 volantini per quella dell'inceneritore e un altri 50 volantini come Sì, vuoi? sì, senta. A laser? 5 in numero. vede lui le quantità A laser? Non so, dipende se ha colori o se non della No, io non ho la Andare da professionista. Ma tentiamo di fare un volantino bianco e nero, bianco e nero. Sì, perché a questo punto allora conviene andare veramente da professionista. Sì, no, ma i professionisti lì devi andare No, con 1000. no, io dico andare in internet, se lo fai bene, ordini in internet, mandi file e questi ti danno un prodotto come Dio comanda. Non No? lo so, però l'ordine minimo è 1000. Sì, è ora che fai, che sì. ti arrivi. Sì, no, io dico se ci c'hai i tempi necessari che si sa di una cosa è meglio premunirsi un momento prima, sapere, perché a stamparlo in casa costa. No, ma è se d'accordissimo. uno non ce l'ha il laser. Infatti il meetup di Udine, ma penso anche quello di Trieste, va a stampare 1000-2000 volantini e fa la scorta per 6 mesi, però perché sono volantini generici da mettere sempre, essendo questa qui una cosa un po' più specifica, presa un po' coi tempi per i capelli, chiediamo quello che uno riesce a stampare, 10 copie uno, 10 copie l'altro, si arriva a 200 copie. Sì, no, non era una volevo. No, tranquillo, no, anzi, ti spiego il motivo, perché giustamente è una obiezione giusta, cioè, perché se devi stampare a casa costa tanto, se fai in delega, anche lì, se magari ci prendevamo prima, i 2000 volantini erano già qua, dovevamo 500, quello che intendevo. però anche queste qui sono le prime, tra le primissime riunioni regionali, dobbiamo ancora cominciare a sgrezzarsi, avviare la macchina e ci sono tanti assenti che è un peccato. Tu vieni a Udine o te la senti di Io pensavo che, visto l'argomento e visto anche i pregressi di Tavagnacco e di Associatore Molecolare, e visto anche che abbiamo lavorato su questo argomento a Tavagnacco, a mio avviso sarebbe opportuno essere presenti sulla piazza anche per ricordare l'azione che noi abbiamo fatto. Perché ce la tirano un po' per i capelli, perché se ne sono impossessati un po' tutti, tranne che coloro i quali si sono... Volevo dire, io propongo comunque un centro commerciale, oltre, cioè, perché penso che potremo raggiungere anche il gente... centro commerciale non puoi fare volantinaggio Sono perché delle c'è regole proprietà privata, sì. Cioè dovresti metterti proprio, neanche il parcheggio, devi metterti al limite del parcheggio, quando esce la macchina dargli il volantino. Ci ho pensato tante volte, è stato nei miei sogni il centro commerciale per fare... Ma il centro commerciale non può neanche dare l'autorizzazione. Sì, se paghi. Il centro commerciale puoi fare il giro degli esercizi commerciali sì. e lasciare dei picchetti se mettono in distribuzione, Ma non fare tu distribuzione diretta. Ma ti dico, centri commerciali non metteranno mai i plicchetti perché è nell'ottica del centro commerciale. Sì, E quindi devi, piuttosto vai al bar del paese, in centro in piazza, e gli lasci il volantino. Finisco un attimo così. Su Tavagnacco c'è un unico problema. Il problema è che sarebbe meglio farlo il mercoledì piuttosto che il sabato. Il mercoledì c'è il mercato e quindi diffondi la cosa con maggiore capillarità, invece il sabato magari le persone vanno attorno, vengono in centro a Udine a comprare, non so. Che precedente ci fu a Tavagnacco? Volevano in due parole. un precedente neanche tanto in là nel tempo, perché a settembre, a metà settembre indicativamente, è venuta fuori la notizia, che poi si è verificata essere vera, che si sarebbe voluto o dovuto fare un dissociatore molecolare
a Tavagnacco e praticamente A ridosso delle case. sì, a ridosso delle case e non solo, anche in una posizione molto sfortunata dal punto di vista climatico, perché il vento che arriva dai monti sarebbe andato e avrebbe attraversato tutta Feletto e si sarebbe portato anche sulla città di Udine, quindi una scelta molto infelice e noi siamo riusciti a cogliere questa... Ma questo affare cos'è? Come si chiama? Dissociatore Dissociatore molecolare, sì, una cosa molecolare molto, che- sì, da Star Trek insomma per Sì, intenderci, ma roba di- appunto sembra Parole proprio... povere, Sì, è un sì, inceneritore. è un inceneritore, È un esatto, è un inceneritore. Perché- Noi siamo comunque riusciti a bloccarlo, l'iniziativa è stata stoppata, non si dovrebbe più presentare, comunque il fatto che noi riproponiamo vuol dire che noi siamo presenti, E che gli ricordiamo vuol che dire- noi decidiamo. ecco, che comunque... No, io rispetto, io puoi credere, mi fa piacere di sentire, ma non conoscevo il precedente. No, semplicemente. Avevano proposto, la proposta è stata No, cassata, abbiamo perfetto, fatto una perfetto. raccolta di firme, in 2 giorni abbiamo raccolto 500 firme. Abbiamo fatto Poi fare delle figuracce ai sì, politici esatto, locali. il sindaco che un giorno dichiarava non ho mai visto, non ho mai sentito queste persone che propongono questo progetto, 2 mesi dopo invece ha detto sì no, ma in effetti metà giunta ha parlato con questo, pure io, più di una volta. Per cui insomma... Ed è stato bello che lo schieramento avversario ha preso i nostri commenti Sì, sì, sì. e cioè sul giornale fra un po' diceva quello che avevo scritto io su Facebook. Sì, sì. No, secondo me sono andati a leggere. Quello ti dovrai abituare, mi sa tanto. Beh, ma la gente non La è... strumentalizzazione... Il bello delle parole Sì, sì, che no. volano, il bello di No, poi internet anche rimane appunto proprio per evitare anche questa situazione qua, perché qualcuno, come dire, se è impossessato della cosa senza neanche, come dire, riconoscere a chi ha lavorato, no? Certo. Per cui magari può anche aver fatto lui un'operazione politica di Certo. contrasta la cosa, però l'ho detto, l'ho fatto solo io. Allora, se noi ci siamo, diciamo, guarda, insomma, E l'avete anche fatto notare, capito? cioè l'avete anche reso pubblico, cioè questo fatto. abbiamo fatto conferenza. Sì, abbiamo fatto una conferenza, per cui insomma è venuta anche parecchia gente perché abbiamo riempito la sala, quindi insomma è stato anche un problema molto sentito, per cui Immagino. dare questo segnale che ci siamo, secondo me è anche un po' rasserenante per le Vabbè. persone. Quindi tu faresti Io sarei per Tavagnacco, per Tavagnacco, per esatto. me che lo faccio il mercoledì che raggiungo il massimo numero di persone possibili non è un problema. Alla fine essendo un paese, però essendo Udine che lo fa sabato è il nostro pianeta, no, non penso che sia un problema tra noi. L'idea di base di fare lo stesso giorno era un po' quella di valorizzare il fatto della presenza regionale. Sì, no, un infatti po' un segnale per dire noi esistiamo, ma non solo a livello come presenze locali, ma come coordinamento regionale, quindi fa vedere che c'è una sovrastruttura, qualcosa di un po' più potente dei singoli gruppi. No, io lo faccio anche sabato, non c'è nessun va tipo di benissimo nel problema, tuo caso perché martedì capisco lo spirito. ma il rappresentante, che in questo caso è Udine, lo fa di sabato, quindi il discorso fila, aspetta. Io chiedo per dovere appunto per la strada che voglio. Quindi. E problema tecnico, chi può dare disponibilità a fare il volantino? A proposito, Parna dice qualcosa in merito? Non l'hai sentito? Io mi propongo per fare la grafica, se volete. Dopo sta andando. Sei grafico? Io sono un grafico. Allora, innanzitutto mi devi dire nome, cognome e dopo prendo il tuo numero di cellulare, indirizzo mail e il numero 5 di casa tua perché vengo a trovarti. Giulio Tosca. E in realtà vorrebbe più piantato il GPS. Tosca, come l'opera Tosca. Perfetto, dopo mi dai il referente. Dopo ti do il... E in quanto tempo? Allora, generalmente Se mi dai i file che mi li puoi mandare benissimo per mail, io per la sera magari te li torno pronti. Cioè, le informazioni da inserire. Cioè io torno a casa e dopo mi metto sopra e te lo faccio. E la sera a una certa ora te lo rispedisco indietro, tu mi dai l'ok,
ok, mi va bene così, no, guarda, c'è ancora questa correzione, guarda che hai messo una O e invece era una E, no, che può scappare dopo che stai ore lì, e dici questo è ok, va bene, no, c'è da cambiare ancora una cosa, vado, cambio, faccio torno a spedire, mi dai l'ok e dopo vai. Discutiamo del volantino così abbiamo una linea comune già da adesso, senza che facciamo 20 commenti nel post nel forum, scusate. Io direi che i volantini migliori sono quelli che sulla facciata hanno un'immagine che attira, È inequivocabile. con un grande slogan di massimo 3 parole, e sul retro mettiamo massimo, a mio avviso, 8 punti, perché dopo la quinta riga già non vengono più, 8 punti però da 10 parole, del tipo è antieconomico, l'unica soluzione alla raccolta differenziata. Slogan. Cioè proprio per slogan. Quindi come struttura grafica va bene sul fronte e magari ecco l'immagine, penso che puoi avere il libero accesso tu, essendo grafico, di capire, e tieni conto che deve essere stampata in bianco e nero, quindi un'immagine che venga... Non ti preoccupare. Quella magari la scegli tu, dopo gli slogan... Cioè l'immagine, come? Puoi scegliere anche l'immagine. Cioè alta, ferma, perché dove la vado a rubare io la immagine? Allora se c'è qualcuno che mi dà un copia, se no io posso andare a vedere su certi siti che me le danno, no? Ok. Però è sempre una questione di copyright, Penso perché che io non sono un il primo fotografo. punto sia anche un po' capire la dimensione, parliamo di un volantino A4 o A5? No, A5. A5. A5 sempre. L'immagine di un dissociatore? Non sarebbe capita secondo me. Una ciminiera. Di una ciminiera, no, scusate, con un no, testo. ma guardate allora, no dissociatore, c'è un'immagine molto bella, perché noi abbiamo costituito anche un gruppo su Facebook. No dissociatore ha un'immagine molto bella di 3 ciminiere, quindi subito Mando la foto dei pittini. Sì, l'importante è che non andiamo ovviamente lasci a ferire dei diritti, no? lasci la scritta tutti. Seppure la puoi anche, diciamo così, prendi una fotografia, la stravolgi in bianco e nero, potresti anche, ma però non è corretto. In tal caso... Una cosa che per dire può colpire l'impatto, non so, un sacchetto della spazzatura grande con, non so, qualcosa di più di impatto, dell'immondizia forse. Una foto di Napoli. Una foto di Napoli, ecco. Una bella foto con una ciminiera e un tipo che fa così, no? No, per chi di voi ha visto La storia delle cose, il filmato che girava? Sì, ce n'è già che c'è un fotogramma che magari dopo io vado a prendermi il video e stampo il fotogramma, in cui c'è in entrata i sacchettini e in uscita i testi grandi così. Da quello è bello, ma possiamo utilizzarlo? Cosa? Possiamo utilizzare quell'immagine? Se uno la stilizza un attimino cambia qualcosa. Qui tagliamo video. Io penso che una persona, scusate, dico io la mia un secondo, ma se voi conoscete la persona del filmato o no? No. Ah no? Ah, avevo capito male, mi sembrava come che voi lo conosceste, perché allora non costava niente andare gentilmente a dirgli guarda, a noi ci piacerebbe utilizzare, si può fare lo stesso, se voi avete... Io penso che una persona che ha fatto un filmato che di quel tipo sia anche contento, esatto, e quindi magari una mail, guarda, a noi ci piacerebbe usare la tua perché di sicuro sarà possibile raggiungerlo, e ci si risolve la situazione senza andare a ferire nessuno. Nel caso per le... magari aggiungere nel volantino qualche riferimento alla storia delle cose, perché quel filmato lì veramente in 6 minuti ti spiega il valore della raccolta differenziata e i pericoli dell'insegnamento. Quello sarebbe ideale. No, l'indirizzo www. Ma sai, no, il problema è www.youtube.com/ tante cose, eccetera. YouTube è terribile. Quindi servirebbe cercare magari sicuramente loro. Anche questa è carina. Questo, allora abbiamo trovato l'immagine. Non so. Per chi vuole.
Aspetta, Questa più ingrandita si neanche si vede. un attimo che la... Sì, vabbè, è bella. Già così com'è. Eh, Se non, scusate. però sai, il problema è che ti appartiene a qualcuno quella grafica, no? Vediamo. Ma non c'è il copyright, Comitato non è un di- marchio di fabbrica, no? È un buono sul copyright. Oh, ma scusa, se io prendessi un tuo io, a me non piace che mi prendano i miei lavori senza la mia autorizzazione. Devo partire con l'idea, no? Questo non è senz'altro registrato. No, ma comunque è un comitato di Palermo, cittadini. di cittadini. Questo qui, come dicevi tu, se riesci a scrivere una mail, magari dopo io stasera gli scrivo una mail, senti guarda, mi piace un sacco. No, ma l'importante è quello. Non perché io so di andare in rogni o cose, è per correttezza. No, hai perfettamente, Basta, una questione ragione. di correttezza. Quindi, Magari prendi una foto e nessuno si accorgerà mai, ma quello non c'entra. Non c'entra. Con quel discorso allora facciamo gli italiani ho sempre, trovato a per lui tutta l'eternità. 30 Perché secondi. 30 no. le foto di Facebook si possono benissimo utilizzare perché tu quando carichi foto Facebook ti chiede Si può usare da terzi. si può usare da terzi, non è protetta da copyright, quindi infatti Facebook ha tirato fuori casini perché appunto se tu metti una foto tua l'altra gente può scaricarla E adoperarla anche. possono fare quello che vogliono. È molto pericoloso. Oh, Infatti se c'hai figli, tutto. Affari tuoi non li metti su Facebook? ho capito, ma lo magari so, figli infatti- solo per gli amici. Vai una Vabbè, chiavetta, sì, però- metti Infatti o se no fai il tuo blog e protezione, esatto. sono usciti problemi appunto per quello discorso. Vabbè, tralasciando Facebook, Sì, era giusto per... come immagine di grafica vi può andare bene se ci danno l'ok? Madonna. Ok, quindi usiamo quella. Marco, ti va bene? Perfetto. E gli slogan magari ne facciamo un... Ci diamo 1 o 2 giorni di tempo, buttiamo giù qualche idea. 1 o 2 giorni, domani sera. Domani. Entro domani. Entro domani. E se è quell'immagine lì, no? Siccome quello lì è una grafica, non è una fotografia, no? Allora, per stampare quella grafica lì, che è molto probabilmente una grafica vettoriale, no? Forse, se tu ti metti in contatto con loro, forse ti danno la vettorializzazione subito, perché se adesso noi prendiamo l'immagine in JPEG, il risultato non è... Allora io... La posso rifare però, non è un problema, però possiamo risparmiarci la fatica. Ok, allora... La ricostruisco se c'è bisogno, tale No, quale. ma guarda, se non c'è da reinventare la ruota, evitiamo. Esatto. Si sta già pronto. Allora ci penso io a sentire i tizi e i responsabili del sito. Vedete che la telecamera ha un effetto malefico, ti fa? No, ci vuole così. Allora immagine sito IBAN. Bianco su nero ci vuole. Ok. E vedo se mi mandano l'originale, dopo tu mi dai l'indirizzo mail e giro tutto. E quindi questo è chiuso come argomento. direi. Ultima cosa, tutte le proposte dove possono confluire? Adesso ci arriviamo. Ok. Gorizia può partecipare, può dare una mano, non ce la fa. Vediamo cosa dicono. Aggiungo sul volantino, quindi immagine centrale, punti sul retro e i loghi dei vari gruppi o indirizzi di riferimento. Dietro. Non ti richiamo troppo un volantino deve essere 4 cose, che se ne metti in 100 nessuno le Deve essere chiaro chi è l'autore. Facciamo meetup Friuli Venezia Giulia. Esatto, dico anch'io. Potrebbe essere Dico l'unico, si anch'io. trova una fotografia che lo stampi per tutti, magari si riesce a fare di meno. Ma lì dopo come riusciamo a Ci sta. distribuirli? Cioè, come vai? Cioè, se erano già pronti stasera, lui però La prossima chi va volta in faremo giro meglio. per il Friuli a dare volantini. La prossima volta faremo meglio. Sì. Ok? Magari Prendiamola così. Quindi dai, questo giro tentiamo di stamparceli in casa con... La prossima volta sarà meglio. Rinunciamo a un Siamo tavolo e ancora mettiamo in in Roberto. Così, allora l'immagine ci penso io. Gorizia dice qualcosa, può avere una persona che fa volantinaggio.
silenzia. Stiamo aspettando le risposte. Si può parlare anche di qualcos'altro. Vabbè, nel frattempo che rispondono, non so quanti di voi sanno esiste un meetup per Friuli Venezia Giulia. Quanti di voi lo sanno? C'è un forum FVG 5 Stelle, come era chiamato, non mi ricordo. Quanti di voi sanno che esiste il meetup FVG 5 Stelle? Dobbiamo alzare la mano? Sì, alziamo la mano. Allora, non mi sono iscritto però. 50%. Allora, dalle riunioni... Abbiamo gente che è la prima volta che viene stasera. Beh, ne rendiamo partecipi di questa cosa. Sì, no. Allora, non si può pretendere. Non si sa mica. Dalle scorse riunioni regionali è nata la necessità di fare un meetup regionale di coordinamento, cioè un meetup, un forum nello specifico, utilizzando la struttura del meetup, per essere un punto di incontro tra tutti i meetup e di coordinamento. Ora questo meetup è stato affidato ed è una costola di Trieste, cioè non vive di vita propria, ma è una costola di Trieste perché tecnicamente il servizio meetup permette la creazione di gemmazioni, diciamo così, e ora come ora è tutto bloccato. Sì e no. Sì e no, cioè, magari spiega tu che sei... Allora, come diceva Ivan, è nata questa esigenza di comunicazione fra le varie realtà che ci sono sparse in giro per il territorio. Questa comunicazione poteva avvenire nella maniera più semplice tramite uno strumento che si conosce già, che è il Meetup. Si è voluto tenere il Meetup in questo momento chiuso, è volutamente chiuso, quindi non si possono scrivere commenti e pubblicare niente sulla bacheca, per innanzitutto cercare di strutturarlo bene all'inizio, cioè farlo partire, ma farlo partire bene, e secondariamente perché c'erano delle opinioni su cui dovremmo discutere insieme, quando si riuscirà a creare un po' di struttura, sul fatto di effettivamente renderlo accessibile in scrittura, cioè di scrivere dei messaggi sulle bacheche. Questo perché si è ritenuto, qualcuno riteneva, anch'io lo ritengo, che sia un po' dispersivo creare un ulteriore forum che vada a trattare di argomenti che bene o male sono già trattati nei vari forum locali. Quindi alcune persone vorrebbero usare questo strumento più come uno strumento di collaborazione e informazione unidirezionale verso i gruppi, verso le persone, verso la conoscenza di queste varie realtà locali, anche dai meetup, sia le realtà locali che di una struttura regionale, ma non disperdere le energie dei vari piccoli meetup su un'ulteriore struttura che andrebbe molto probabilmente nella confusione, anche perché il meetup non è strutturato per essere un forum, quindi è scadentissimo a livello qualitativo come forum. Non è un forum, è stato progettato, ideato e costruito per mettere in contatto persone, per farle incontrare fisicamente, non è stato ideato per fare forum. Difatti io, guarda, ho avuto i miei bei problemi. Guarda. Non è ideato per siamo i primi a dirlo. Ah, sì? È un sistema creato... Ma come mai ci siamo finiti lì proprio? Perché fondamentalmente il sistema meetup dice, tipo io creo un meetup di musica, se c'è un altro meetup che sia appassionato di musica, automaticamente il sistema ti mette in collegamento tra i due. Non so se hai mai visto meetup consigliati per te. Ci sono i meetup dell'Alto Friuli, cioè tipo vai sul meetup, sei iscritto al meetup di Udine, meetup consigliati per te in basso a sinistra, meetup di Codropo, meetup perché va per affinità di argomento e distanza. È un sistema per una piattaforma informatica per invogliare l'incontro personale. Dopo che come da uno strumento se ne sia utilizzato in un'altra maniera, vabbè, ormai... Anche perché è l'unico strumento al di fuori del sito ufficiale che sponsorizza Beppe Grillo, quindi alla fine le persone che non sono già entrate in contatto con la nostra realtà ne vengono a conoscenza tramite il meetup, quindi è un po' un foro d'ingresso. Ecco. Noi a Trieste stiamo però provando una strada diversa. A Trieste esiste un meetup che è quello che usa la lista civica e noi stiamo creando un nuovo sito che è movimento5stelletrieste.it, in cui viene strutturato come un blog. Blog cosa vuol dire? Che noi diamo le informazioni verso l'esterno, ma la gente non può scrivere verso di noi.
adesso prossimamente apriremo un forum collegato a questo blog in cui tutti potranno scrivere. Come terzo strumento saranno tutti integrati fra loro e quindi in realtà è difficile un po' discuterne, ma poi a vederli con un po' di pratica non è difficile. Verrà collegato un sistema wiki in cui ognuno potrà fare una proposta, ad esempio si discute su una proposta di legge sugli inceneritori, sulla gestione della spazzatura, si fa una proposta di legge insieme, adesso sto diciamo, andando avanti, no? Verso quello che può essere un prodotto che potrebbe fare il gruppo, e ognuno può dare il suo contributo. Alla fine in un documento unico vengono presentate tante bozze che vengono poi discusse insieme. Noi questo progetto vorremmo portarlo avanti a Trieste e contemporaneamente, se è di interesse, portarlo avanti anche sul gruppo regionale, perché potrebbe essere, almeno per il livello del blog, una cosa interessante, è un ottimo strumento per dare delle informazioni in maniera unidirezionale verso l'esterno. È un po' quello che si fa col Meetup adesso che è chiuso, solo riesce a essere graficamente molto più accattivante, molto più semplice e soprattutto riesce a dare molte più informazioni e lo puoi strutturare molto meglio. Puoi personalizzarlo. Puoi personalizzarlo molto di più. Scusate, qualche settimana fa è stato un incontro con il Democracy e c'era un ragazzo di un caso di Udine, se non sbaglio, però non ricordo come si chiama, che diceva che a Trieste stavate anche lavorando su Agora. Sì. State lavorando o meno? Agora è in una fase in questo momento di progettazione iniziale, cioè stanno discutendo su come andare avanti con il progetto. Ho sentito Giulietti e mi ha detto no, lo stanno pianificando. Adesso sì, stanno descrivendo la logica. Puoi spiegare in due parole cos'è Agora? Il progetto Agora è un progetto abbastanza elaborato e non posso dire semplice da usare alla fine perché contiene molte cose. È come dire un sistema unico ideato per associazioni e partiti politici, associazioni anche di volontariato che abbiano valenza nazionale, in cui ogni persona che ha l'accesso a questo sistema può votare candidati, può votare cariche, può votare proposte di legge, può fare proposte di legge. Quindi come nel sistema Wiki che vorremmo attivare noi a Trieste è già incluso in questo progetto Agora che comprende tutto un pacchetto di strumenti, incluso il sistema Wiki. Quindi si fa una proposta di legge sulla scuola, ognuno dà il suo contributo, poi c'è la possibilità tutto automatizzato in cui c'è un testo da votare anche punto per punto. Ogni persona che ha l'accesso a questo sistema, quindi con una user ID e una password, vota anche parola per parola, comma per comma, frase per frase, tutta la proposta di legge. E in questo modo c'è una votazione 1 vale 1, garantita. Stanno in questo momento discutendo con Giulietti, con il sistema della delega e soprattutto su come strutturare questo sistema di votazione, a chi dare gli accessi e un po' questa... Io queste 2 settimane ho guardato cosa c'era in giro. In Germania ci sono almeno 2 soluzioni alternative. Garten Party è? Cosa? Garten Party? Sì, il feedback e Advocacy. Ah ok, parli di programmi. Sì, di piattaforme informatiche. Sì. E quindi ho chiesto a Giulietti, sono in dialogo, perché non adottare una di queste soluzioni, che non ho capito a che punto sono, però Advocacy è, dopo che ho capito, in produzione. E il Liquid Feedback, come sono registrato ieri, sto cercando di installarlo, non sono ancora fatta, però mi sembrava una soluzione che veniva prima nel tempo, rispetto a una soluzione che al momento è ancora stato di studio, poi realizzarlo è un lavoro probabilmente notevole, potrebbe durare parecchio tempo. Prevedono almeno 8 mesi per uno stato. In quanti? Dipende un po' quanti sono, però delle forze che hanno e che prevedono di avere, diciamo almeno 8 mesi di programmazione. Una volta che si è deciso come strutturare. Sì, vabbè, poi sarà poi vedere probabilmente. Le forze effettive non le conosco. E poi questi programmi viaggiano su dei server? Sì. Sì, infatti stanno anche studiando il metodo di riuscire a farlo a pagamento a basso costo o al limite gratis tramite qualche sistema di server che magari riescono. Vabbè, ma non costa tanto, dipende da quanta gente c'è, però non. Dipende come lo strutturi, se lo strutturi come tu che dai un servizio o se invece dai il pacchetto in mano alla gente e dici arrangiatevi. Non ho capito, sono varie soluzioni. Comunque sì, non è questo è un tema molto tecnico e che avremo forse l'anno prossimo. Ecco. Noi creiamo dei piccoli pacchetti che saranno, per dire,
1/10 della potenza di Agora, però sono dei piccoli pacchetti che ci permettono di poter arrivare a dei Ma voi risultati. state lavorando su questo, non sareste interessati a testare, capire come funzionano i sistemi esistenti? Dovrei chiederlo al nostro tecnico, perché non sono io. Puoi chiederlo, Manca sempre tempo. Manca sempre tempo. Quello che so io è che i sistemi vecchi non li usano per problemi, se non mi ricordo male quello che mi diceva, di linguaggio di programmazione, nel senso che il nuovo sistema è un sistema più flessibile, molto più pratico. Il nuovo Agora dice? Sì. Da fare? E dicono che quindi sia meglio andare a riprogrammare tutto, ci mettono meno tempo che non andare ad adattare qualcos'altro che c'è fatto. Quello posso condividere, però almeno conoscere la logica di quelli esistenti. Ma sicuramente qualcuno l'avranno provato. Ci sono dei forum molto attivi a Napoli su questo. Ah? A Napoli. Sì, quello l'ho visto. Non posso mettermi in contatto con questa persona, questo tecnico vostro che Sì, conosce? casomai dopo mi ricordi ti do il contatto. Vabbè. Che chiedo a tutti, nel caso specifico per questo evento qui, che dobbiamo discutere delle frasi da mettere, della grafica e di caricare il file. Io proporrei di aprire il meetup FVG 5 Stelle per questa cosa specifica qui, e creare la sezione Stella Ambiente, cioè solo quella per ora, con la programmazione evento per il 26, se non sbaglio, Sì. per il 26, e abilitare il caricamento dei file. Tu sei già iscritto ad un meetup di Al Friuli. al suo. Ha detto che si iscrive a Udine e anche all'FVG. Ok, allora tu magari... Guarda, è così un fetente quel sistema, non ci azzecca ancora. No, Mi però il tocca problema è che... spegnere il browser per tornare a partire tutto da Sì, capo. sì, sì. No, Non so, arrivano un punto dopo, non torno più indietro. No, la questione è che abbiamo anche ancora non sono chiaro. abbiamo la mailing list, però la mailing list purtroppo è una cosa interna. Dobbiamo incominciare a dare, finché non ci sarà un supporto, cioè capisco perfettamente che mi dà una cosa che ha i suoi limiti, però finché non abbiamo... No, mi do da fare, No, finché non abbiamo un supporto di blog, FVG 5 Stelle, un sistema di wiki, una cosa del genere, ci vorrà un attimino più di tempo, e usiamo quel sistema per dare anche un'idea verso fuori a chi ci vede che FVG 5 Stelle Meetup non è soltanto un sito vuoto, cioè cominciare a dire c'è effettivamente qualcuno che ci lavora, per dare questa idea al di là del... perché a livello locale il meetup di Pordenone si sa che esiste, cioè i cittadini di Pordenone sanno che esistono. Qui a Udine tutti sanno che è il meetup, anzi ci sono i consiglieri che ci rincorrono comunque per il discorso. Stessa cosa a Trieste, soprattutto adesso che è sceso in politica. Gorizia purtroppo è, mettiamola così, è sommo, però l'idea di un coordinamento regionale nessuno ancora lo sa, parlo della gente fuori, quindi iniziare a aprire lì e a aprire alcune discussioni che alla fine si chiuderanno in 15 post, penso anche di tanto, sarebbe una gran cosa. Quindi tutti a favore di aprire il meetup a chi è attualmente iscritto per coordinare questa cosa, e solo questa cosa, e dopo chiuderla una volta che è finita? Sì. Ok, Scrivere in modo che sia chiaro che è aperto solo per questo e che poi tornare chiuso, perché può creare attrito il fatto di farlo aperto chiuso. Cerco di renderlo chiaro. Cioè tu lo apri subito, cioè apri, dici questa cosa di discussione per questo motivo viene aperto, però sarà limitato a questa discussione. Dopo una volta finita questa cosa verrà chiuso. Vorrei suggerire un'altra cosa, scusa se Quindi ti interrompo. Se Danilo, qualcuno ha difficoltà a entrare sul meetup o non lo preferisce come sistema, potete mandare anche un'email a fvg5stelle@gmail.com. Quando mandate un'email a questo indirizzo viene reindirizzato a tutti i referenti di ogni singolo gruppo locale che fanno parte di questo sistema regionale. Io mi do da fare. sì, no, tranquillo. Ce l'avevo. No, e anche un po' per far conoscere questo indirizzo, se volete contattare qualche referente dei vari gruppi o anche dare un'informazione che sia di carattere regionale che volete appaia da qualche parte, lo mandate qua e sappiate che lo leggono tutti i coordinatori della regione. Bene, allora lo apriamo, dai la possibilità a Giulio
caricare i file, se magari carichi anche i sorgenti, che linguaggio fai? Usi Photoshop per la grafica? No, difficile, te lo faccio PDF così non c'è problema. Ah, ok, no, più che altro perché a me interessa avere il sorgente, per il semplice fatto che se domani vogliamo cambiare uno slogan e tu sei diventato un super grafico e sei... ti darò allora, ti farò... Boh, ci penso io, non ti preoccupare. Cioè carichi tutto il pacchetto, qui c'è il PDF, andatelo a stampare, domani No, tu sei a Los Angeles... Comunque puoi estrarlo. Cosa? Lo puoi estrarre un PDF. Sì, lo so. Con gli stile, no? Però ti manderò un file a caso. Comunque un APS ti mando, ok? Perfetto. E quindi caricherai il file nel meetup di 5 stelle, se ci riesci, se no lo mandi... Il file? No, te lo mando direttamente a te. Ok, allora adesso dopo... io... No, lì devo... Sì, dopo lo pubblichiamo subito. Allora facciamo una cosa del genere per capirsi. Noi ne discutiamo, apri la discussione, noi ne discutiamo, tiriamo fuori, la grafica deve essere questa, lo slogan deve essere questo, i loghi devono essere questo, il logo deve essere questo, riassumiamo tutto in una bella mail, mandiamo la mail a lui risponde a noi col file e noi sì, io seguo la cosa, magari metto anche il sloghetto, no? Approfitto di nuovo per fare pubblicità dell'indirizzo mail. Sì, sotto metti... Sì, mi sembra un po' macchinoso questo di caricare nel meetup i file, è meglio che piuttosto li mando ai coordinatori. Sì, no. Dopo lo rielaboriamo, comunque lo possiamo pubblicare all'interno del post e in più dopo mandare. Sì, dopo vi arrangiate voi a piazzare sulla PDF. A noi interessa che il tuo compito sia facci il manifesto per il caricarlo, ci pensiamo. Quello non vi dovete preoccupare. Siccome è veramente macchinoso e non ce l'ho ancora chiaro davanti agli occhi, guarda, con lui, 2 giorni che ci... Tranquillo, dopo prendiamo i tuoi dati, ti misuriamo e sai già che in tal caso la prossima volta che vedo lui che ti ha presentato non fai da bere. Vedrai che non succede. Ok, perfetto. No, perché sai, sono state cose storiche del tipo gente che prendeva impegni dopo l'hai fatto? No. Io non sono uno storico, sono di oggi. Ma io metto sempre le mani avanti. Ho capito, meglio che non essere muzio scevolo. Ecco, bravo, quella è la cosa. Scusate, volevo dire una cosa, se riuscite magari mandate un'email a questo indirizzo che vi ho detto, perché così ricevendo l'email io vi metto automaticamente nella mailing list e quando abbiamo pronto qualcosa ve lo possiamo girare e lo giriamo con un'email unica a tutti quanti che sono interessati al gruppo regionale. Quindi mandate giusto un'email con qualsiasi cosa. Non è meglio che parte l'email da voi e arriva a tutti gli iscritti. Se volete facciamo girare un foglio dopo e mi lasciate. Non era più semplice, deve arrivare la tua. No. Se tu gli mandi lì arriva la tua. Non c'è un profilo, non entra dentro. Non c'è un profilo, uno che si è registrato. I dati sono privati. Segretario. Cioè neanche l'organizer è più semplice. No, puoi mandare un messaggio privato, però non hai... Se arrivano tutte da noi in un posto unico, dopo da lì è molto più semplice distribuire a cascata. Comunque no. Invece lui adesso dovrebbe prendere ogni nominativo. Stiamo sbagliando. Comunque non siamo... No, ma non li vedi proprio, l'email non la vedi. Ma metti anche che gliela diamo stasera, no? Devi mandarti un'email, ma non posso vedere qual è. Però nel momento in cui tu rispondi poi lui può vedere l'email. Sì, ma a questo punto facciamo prima che lui mi mandi l'email. No, facciamo direttamente dopo. Facciamo girare un foglio dopo e... Intanto qui la metà della gente è già iscritta a quella mailing list, quindi sono proprio 4 nomi, non è tutto sto gran lavoro. 5 in numero? Nell'indirizzo mail 5 in numero? Sì. Ripetilo. Ma è il solito. Dopo comunque mi dovrai dare una nota perché io... C'ho la carta qua, c'ho il plico di carta, non ho problemi.
comunque E dopo se i capigruppo ritengono opportuno appunto di caricarlo sul meetup FVG, no? Sì, scrivete sotto le vostre mail. Così, Abbiamo fatto. Poi siccome nei volantini bisogna mettere ciclostilato proprio tra i vitali, bisogna dirgli per ognuno di noi di mettere la variante sotto. Sì. No, certo. Basta che sia da una parte solo. Uno per tutti. Uno per tutti, anche quello di Udine, Sì, perché in sì, tal caso sì, siccome discutiamo nel forum, cioè che vuoi mettere ciclostilati in proprio Udine, Trieste, Udine è la data generica anche, il di febbraio 2011, non occorre il giorno, basta mese e anno. Sì, ciclo varie febbraio 2011. Ciclostilati proprio dove? Sì, no, cioè, no, me lo ricordo a memoria. Sì, sono giovane, ma certi dati non è che mi vengono in mente. Un'altra cosa di cui volevo parlare sarebbe il caso di cominciare a discutere di aprire un blog a livello regionale, magari anche tenerlo vuoto per ora, però appunto ora ha una funzione a livello di internet che comincia a immaginare baking. Un blog con quale funzione? Quella di mandare informazioni? Mandare informazioni o anche di ricevere? No, io solo mandare. Per ora è solo mandare. E allora se volete io vi posso far vedere il progetto che abbiamo già iniziato noi, è un pacchetto già pronto, già configurato, che basta fare un copia e incolla sul server dove ho ospitato il sito della regione, se lo permette, se no si sposta dominio. No. E eventualmente più che altro acquisire un dominio FPG 5 lo abbiamo già. Abbiamo già il dominio, non sappiamo se supporta questo sistema di blog che usiamo noi a Trieste, che è quello che io posso proporre perché conosco. Ok, allora senza che stiamo lì qui a guardare tutti, ma il sistema di blog puoi usare, scusa. CMS. È un sistema gratuito in open source, carichi, è abbastanza semplice da configurare, poi il nostro è già configurato perché mi ci sono messo a giocare io, l'ho configurato tutto quanto, per cui è già impostato con le sezioni, con tutto quanto, poi se si vuole si modifica. Per inserire gli articoli è molto semplice, nel senso che ci sono 3 livelli di gerarchia, 4 con l'utente registrato normale, ma diciamo c'è l'utente per il editor che può scrivere un articolo all'interno di questo blog ma non viene pubblicato, poi c'è il livello superiore di publisher che può pubblicarlo e poi c'è l'amministratore che può fare tutto. Quindi si possono dare in giro delle credenziali editor, chiunque può scrivere un articolo ma non viene pubblicato automaticamente, poi insomma qualcuno che magari da più tempo nel gruppo, che conosce già un po' più l'argomento, dà l'ok e fa. Allora mandi una mail con il dominio, così tutti se lo segnano giù perché anche io non me lo ricordo, e un link al vostro e magari cominciamo a discutere. Cioè, per la prossima riunione regionale discutiamo di questa cosa qui. Ok, intanto tornando sempre al meetup, chiedo se è possibile aprire una sezione notizie dai meetup dove però vengono caricati solo i video di una certa importanza fatti dai meetup locali. Cioè una sezione nel forum in cui del meetup FVG 5 Stelle dove vengono caricati però solo i video e senza discussione, cioè del tipo a Udine c'è abbiamo fatto la conferenza sul dissociatore, io ti mando la mail, guarda abbiamo fatto questa roba qui che può essere utile a livello regionale, vedi tu se pubblicarla e tu pubblichi solo il video. Pordenone dice devono fare la variante di cosa, abbiamo fatto la conferenza, pubblichiamo il video, così anche per dare però notizie di carattere regionale, cioè video di carattere regionale. È fattibile, l'unica cosa io devo aprire la partita a tutti, mettere il video e richiudere, non è un problema. Nel sistema per dire se io devo chiedere a tutti adesso l'autorizzazione di appunto aprire
questo ulteriore a quello dell'ambiente, di dire notizie dai meetup, dove mettiamo solo i video. Chi è d'accordo? Ma l'informazione si sa quanti scaricano il video? Sì, no, su YouTube vedi quanti lo visualizzano, perché alla fine mettiamo un link da YouTube. E io avevo pensato addirittura di fare un canale regionale per i video, ma diventa troppo dispersivo. Quindi Per chi va a selezionare i canali? Basta cercare i video, li trovi direttamente nel no, pagina. ma più che altro è bello che ancora i meetup dicono io ho fatto questo che ha interesse regionale, cioè per dire, dopo magari sullo stesso argomento loro fanno, noi abbiamo il dissociatore e si fa coordinare Sì, perché effettivamente un altro canale vuol dire un altro accesso, altre password, altre cose che qui non ha bisogno nessuno. Sapete quanti lo vedono mediamente i video? Ma il nostro canale del meetup di Udine, il canale ha avuto, perché su YouTube c'è visualizzazione canale che è un po' come mi sono sincronizzato sulla tua televisione, e visualizzazione video, io ho visto il tuo video, sono due cose diverse. Il meetup di Udine ha circa più di 10.000 visualizzazioni del canale, cioè gente che ha cliccato su Meetup 77 e ha visto il canale con tutte le informazioni, mentre i nostri video hanno superato le 600.000 visualizzazioni in totale. In totale, quindi ogni singolo video non fai. E il video che ha avuto più visite dovrebbe avere 130.000 visualizzazioni, che è quello di Gioacchino Genchi, che aveva fatto quella dichiarazione sull'arresto di Spatuzza quando ha presentato il libro a Cervignano. Un video come quello di questa serata, quante visualizzazioni potrebbe avere? Un video di questa serata penso che più di 30 visualizzazioni da qui dai prossimi 5 anni non abbia. Non avrebbe senso fare una sintesi di 3 minuti. Sì, no, dopo la facciamo, però no, facciamo proprio dopo. Uno di noi tre dice questa sera sono stati discussi questo argomento, sono state prese queste decisioni, se tu hai voglia di vederti tutta la discussione c'è il video completo. È una questione di trasparenza, perché non è che possiamo andare a pretendere di entrare in comune con la telecamera, quando siamo più noi anche per far vedere che alla fine non siamo proprio tutti questi quattro gatti, e c'è gente che si fa i chilometri perché ci crede in queste cose. E detto questo, io ho sempre un consiglio che ormai chi mi conosce si è rotto le palle di sentire, però è venuto fuori un piccolo progetto. Sapete chi è Mario Tozzi? Che è quello che presentava Gaia su Rai 3, quello di Giorgio che girava sempre con lo scalpellino, girava in centro città con lo scalpellino, ecco la puntata, vediamo di che cosa è fatta, un tipo di roba del genere. E lui ha lanciato un progetto di fare un film sfruttando il web 2.0, cioè appunto la gente si collega a questa wiki e a questo portale che ho messo su e dice nella wiki io metterei questo capitolo nel film, io farei così questa ripresa cose del genere, e oltretutto possiamo usare video della nostra, cioè del tipo c'è una discarica abusiva, una cosa del genere, cioè in materia ambientale, sia nel bene che nel male, se del tipo sei da una parte hanno fatto una cosa figherrima per l'ambiente, fai il video e glielo spedisci. Ecco, io volevo portarvi all'attenzione di questa cosa, che magari nel forum, nel meetup di Udine l'ho scritta, quindi chi è interessato può andare a vedere i link, magari lo rimetto in evidenza un po' sotto ambiente, che abbiamo la sezione ambiente, e mi sembra una cosa interessante, soprattutto mandare i nostri video, bastano video di 5 minuti per dirgli la situazione, e questa qui magari dopo vengono loro con la truppa a vedere. Abbiamo la possibilità di, oltre a lamentarci, di dire facciamo una cosa di denuncia che potenzialmente potrà avere migliaia di visualizzazioni. Direi che perdere questa opportunità
non è il massimo, soprattutto perché abbiamo a che fare con acciaierie di fama internazionale, con gli scarti senza isolamento da terra, inceneritori, Trieste non c'è cementifici. queste fonderie lì. No, beh, abbiamo solo un inceneritore che vogliono fare la quarta linea. La Ferriera. La Ferriera. Noi non abbiamo niente. È famosa. No, L'Eterna Ferriera. La Ferriera. No, ma comunque del tipo, se a uno di voi viene in mente un disastro ambientale in giro che sia facilmente riprendibile, perché anche lì il lago di Cavazzo è difficile rendere l'idea in video. Presumo che la cosa del filmato è del tipo: io filmo direttamente lo scolo dell'acqua dove l'acqua è nera e attorno c'è il bruciato, una cosa del genere, cioè essere molto, dove l'immagine ha un altissimo impatto. Quindi se qualcuno è interessato e vuole darmi una mano, perché vorrei utilizzare qualche video, magari si contatti nel meetup di Udine, dopo magari se vengono da ognuno dice di questo quello, mandiamo tutti con un unico nome e lo mandiamo insieme. Ti avevo anche mandato la mail relativamente a questa cosa, non ho trovato mai neanche risposto. Sarà finita nelle 140 mail che stanno navigando nelle mie caselle in questi giorni. Stai organizzando un'altra gita? No, mi stanno intasando di mail. Va bene, detto questo non mi sembra ci sia nient'altro da aggiungere. C'era una cosa che volevo segnalare, io lo sto vedendo per il comune di Udine, però può darsi che valga per tutti i comuni perché riguarda leggi di carattere nazionale. Come, scusa? Riguarda norme di carattere nazionale e discendono poi da norme europee. Mi riferisco alle società partecipate, che sarebbero le ex municipalizzate e che nel corso dell'anno i vari comuni dovranno definire nello specifico organizzazioni, competenze, responsabilità e quant'altro. Ovviamente nel fare questo ci saranno delle ricadute sui cittadini anche di carattere economico, sia positive che negative. Queste società partecipate, sapete bene, riguardano l'acqua, l'annetto sia le immondizie, che cosa accade? Che per legge dovranno definire un numero massimo di percentuale nell'ambito di queste società come partecipazione del comune. Questo comporterà un maggior potere o un minor potere da parte del comune di poter intervenire nella società nelle sue scelte. Per esempio anche l'Amga ha delle società affiliate, una in Croazia e una da un'altra parte, quindi la cosa è piuttosto complessa e bisogna vedere qual è la sua peso nel definire anche alcune voci all'interno delle bollette per quanto riguarda i costi che poi hanno come ricaduta sui cittadini. Allora se nelle varie riunioni comunali o quant'altro si segue l'argomento, se c'è un qualcosa da poter intervenire è opportuno farlo prima, perché una volta che poi queste società non definite, sancite, che magari il comune ha solo il 40% della società con dei vincoli particolari per cui alla fine la gestione diventa solo privata, la cosa può avere ripercussioni piuttosto pesanti. Allora è un argomento dal mio punto di vista molto importante perché girano tanti quattrini e dove girano tanti quattrini ci sono tante tentazioni. Per cui prima che i comuni, i consigli comunali, così alle sapete tutti, possano definire determinate organizzazioni nella realizzazione e nella creazione di queste società partecipate, sarebbe opportuno seguire lo sviluppo di queste pratiche, perché poi le ricadute sono su tutti quanti. Questo per quanto riguarda il comune di Udine, ma penso che la stessa cosa dovrà avvenire a Trieste, a Brolo e quant'altro, ossia ogni comune che ha delle, chiamiamole, ex municipalizzate, perché ex municipalizzate parliamo di acqua, immondizia, informazioni comunali, eccetera. Cioè, esempio, faccio esempio, il comune di Udine vorrebbe per vendere il 3% dell'AMGA per acquisire il 3% di un'altra società,
Questo può essere un fatto positivo come negativo, come ripetuto per se il comune perde un certo potere nella gestione di queste società, gli eventuali costi particolari nella bolletta, la società privata può aumentarli indipendente dalla volontà del comune di dire no, più di tanto non puoi fare. Allora è bene seguire gli sviluppi della creazione di queste società, perché una volta fatte dopo tornare indietro e cambiarle è quasi impossibile. Quindi è bene seguire questo argomento, soprattutto perché girano tantissimi soldi. Dove ci sono i soldi ci sono i problemi. Quindi dal mio punto di vista, dato che qua sono tanti soldi, forse è una delle priorità da seguire rispetto ad altre dove la ricaduta economica sui cittadini è inferiore. Pur altri argomenti sono tanto argomenti importanti e non voglio togliere niente dagli altri argomenti, dagli altri settori, sono tutti importanti, ma qui girano più soldi che negli altri settori. Quindi poi ognuno nel proprio comune veda un po', non so, io almeno non so se ho capito bene, però, no? Però da noi adesso c'è la Carniacque che ha la gestione delle acque, prima non c'era. Voglio dire questo, nel corso di quest'anno i comuni si devono adeguare a delle normative europee e nazionali, quindi le attuali società dovranno essere modificate, aggiornate, ci dovrà essere un'evoluzione. Nell'ambito di questa evoluzione sembra che i comuni perderanno un certo potere decisionale, per cui tutte le responsabilità tenderanno a passare a queste società private. Se questo accade, ovviamente, come è successo a Firenze per l'acqua e altre cose, ci sono delle ricadute in questo caso forse non positive ma negative per i cittadini. È un argomento che io per primo non conosco nel dettaglio, solo l'ho visto così in maniera molto superficiale, ed è invece un argomento da approfondire e da seguire, perché non vogliamo finire come in Colombia, che pagavi anche l'acqua della pioggia. Non lo so bene. Adesso, questo magari è un po', se mi permesso un'esagerazione, però può essere uno spunto per quello che raccontare a quelli di ciò. Insomma, è da seguire questo argomento perché io lo ritengo molto importante, perché tocca direttamente le tasche dei cittadini e intervenire a favore anche delle tasche dei cittadini, scusate se mi permetto, è un argomento soprattutto in campo Trieste, cioè molto importante, perché se voi nella vostra campagna così elettorale dite attenzione, il comune sta facendo questo, che porta a queste ripercussioni nelle bollette oppure sulle tasche dei cittadini, nell'ottica sia negativo, magari può essere positivo. Adesso io non mi posso permettere di dire che sarà negativa questa trasformazione, ma se lo dovesse essere, intervenire prima che accada è un ottimo anche biglietto da visita per i cittadini nello sviluppare le loro cose. Condivido pienamente, noi dobbiamo raccogliere informazioni soprattutto. E perché la cosa si dovrà chiudersi entro la fine dell'anno. Queste nuove società, l'adeguamento di queste società che ex municipalizzate verranno chiamate società partecipate, dovrà essere un argomento che i comuni dovranno concludere con tutte le approvazioni varie, i consigli regionali, stesura di tutti i documenti del caso entro la fine dell'anno. Quindi non è una cosa poi che andrà salvo dilazioni varie, però teoricamente si dovrebbe concludere entro. Queste cose non vengono monitorate dalle associazioni dei consumatori? Le associazioni dei consumatori, io sono molto pessimista, perché almeno di alcuni aspetti così certe volte più da show, usiamo questo termine, nella sostanza non sempre fanno proprio gli interessi come dovrebbero farli dei cittadini. E chi le paga queste? Come? Queste società vengono, come attualmente adesso anche l'Ambia, la NET eccetera, vengono pagate dai cittadini. Le associazioni dei consumatori dicevi chi le paga? No, quello non c'entra niente, le associazioni dei consumatori dovrebbe essere qualcuno che uno se ha un problema. Poi riceveranno anche contributi. Le associazioni dei consumatori, sì, ma mi sembra che abbiano sovvenzioni, poi non sono certo. Le associazioni hanno dei finanziamenti da parte dello Stato. Quando vengono sanzionate delle multe a un ente che si è comportato in maniera scorretta, parte di questi soldi, una certa entità, va a questa associazione dei consumatori.
problema è che le associazioni di consumatori non sempre, per mille motivi, seguono come dovrebbero tutti i problemi dei cittadini, ne seguono alcuni forse più eclatanti, ma poi per il resto non c'è la interesse. Noi sono partigiani, diciamo. Sì, non mi permetto di dirlo perché non entriamo nel merito. Esatto, non bisogna, cioè se uno non conosce bene tutte le cose è bene non sbilanciarsi né in senso positivo né in senso negativo. Come si fa a raccogliere informazioni invece se io sono ignorante su Allora, questo percorso? cercando di, in base alle leggi, di documentarsi sulle leggi e soprattutto cercando quando possibile di andare a sentire i consigli comunali e finalizzare solo su questo argomento e non su tutti gli altri, perché certe volte i consigli comunali per un'ora anche si parlano di aspetti proprio secondari, anche 2-3. Vabbè, insomma, di aspetti secondari, mentre invece gli aspetti veramente importanti magari vengono trattati in 5 minuti con un'approvazione molto veloce dove le cose sono fatte. Spesso e volentieri è una ratifica il consiglio. Esatto, perché fatto tutto, molto spesso vengono fatte quando viene convocata la commissione bilancio. Quando viene convocata la commissione bilancio vengono discusse nel dettaglio queste cose, viene già preparato tutto, poi il Consiglio Comunale sancisce. Quindi sono due settori che devono essere seguiti, però anche lì ci sono tanti argomenti secondari e poi ci sono 10 minuti invece particolarmente importanti. Diciamo che la formula vincente sarebbe di avere una persona che si smazza di andare al Consiglio Comunale e riprendere tutte le 4-5 ore del Consiglio Comunale, magari di prendersi, avere anche l'energia di prendere qualche appunto nei punti salienti, caricare tutto il filmato in rete e chiedere agli amici o gli esperti del mondo, gli amici esperti in quella cosa e dire guarda, vai più o meno a quell'ora lì che parlano di questa cosa e dammi un commento di cosa hanno detto. Dopo io seleziono quel lasso di tempo di video, gli faccio un bel commento sotto e lo pubblico come riassunto di 6 ore. Però un lavoro un po'... E anche trovare qualcuno che sia abbastanza preparato su un discorso di leggi sull'argomento, perché altrimenti siete dei dilettanti allo sbaraglio e si prendono delle tonate. Esatto, perché anche in buona fede uno può capire fischi per fiaschi non conoscendo tutte le leggi. Quindi è opportuno che se si conosce qualcuno in giro che ha un minimo di competenza potersi appoggiare ma già incominciare a mettere in video dai la possibilità a un qualcuno di vedere. Qualcuno, dopo ovvio fai 2 giorni di lavoro, ti vedono il video in 30 persone e dici vai, chi se ne frega. Non può essere portato a livello nazionale questa problematica, se è una problematica nella quale si crede. Ma sicuramente ci saranno le 5 Stelle nazionali. Giusto per raccogliere almeno avere una competenza a livello nazionale. Dipende dal comune, perché c'è il comune che magari fa le cose benissimo. Sì, no, ma competenza sulla legge. La competenza sulla legge, perché magari se ne trova uno che ne sa a Firenze, che ne sa e lo spiega agli altri. Posso dire una cosa? Sta partendo una nuova piattaforma in internet, adesso mi sfugge il nome, dove c'è chiedi e rispondi praticamente. Allora puoi piazzare veramente, cioè prima o poi diventerà molto probabilmente una piattaforma più importante che non Google, si parla. Anche Yahoo, se uno chiede c'è la risposta. No, è un altro principio qua si parla di Yahoo. Sì, è una cosa simile ma è un passo successivo, leggevo l'altro giorno. Anche per altre cose uno su Yahoo fa la legge su altre e ha le risposte da parte di altri che anche da un punto di vista tecnico e specifico non tutto legge. È un'evoluzione però. Non è un problema adesso attuale, la competenza sulla legge. No, allora vi dico anche una cosa, purtroppo l'ambito delle leggi, come l'ambito dell'ingegneria, come l'ambito della medicina è diventato talmente tanto specifico che soltanto dei tecnici vi possono dare delle risposte. Cioè farsi una cultura, ok, capire cos'è la medicina specializzata, quelle cose, ma entrare negli aspetti specifici, cioè, io sono il primo a dire non ne sono in grado. In tedesco si dice Fachidiota. Ecco, una roba del genere. Quello che possiamo fare noi da comuni mortali è
riprendere tutto, dire magari c'è un passaggio che non è chiaro, dire senti Gaddo, tu che ne sai di leggi, che senza che io diventi amato col codice che una legge mi dice una cosa, quella successiva mi dice il contrario di quella prima, cosa ne pensi di sto passaggio? Hanno fatto le cose bene, hanno fatto le cose male? Mi dice guarda, in base all'articolo ti fa una pila così di commenti, è una puttanata, anzi, oppure hanno fatto le cose grandi. Tu nel momento in cui hai questa cosa, cosa fai? Vai su Facebook, metti i 10 minuti, pubblichi, apri il coso, dici è stata cosa, adesso scrivi al tuo sindaco che ha fatto una puttanata. Intervistare io ci ho provato oggi intervistare il rappresentante del comune per chiedere che intenzioni hanno. Ma infatti Udine è un progetto che adesso Udine partirà, che sono io e un'altra persona che non è qui stasera, e faremo una serie di filmati su alcune problematiche di Udine, manderemo tutti i filmati all'assessore, dopo con l'assessore gli facciamo un'intervista, cioè gli mandiamo tutto il documentario, dopo arriviamo lì con una sberla di 50 domande, una più stronza dell'altra, e gli senti cosa ne pensi di questo, cosa ne pensi di questo, cosa ne pensi di questo, sai questo, sai questo, sai questo, questo, e quello lì E su questo tema, portarlo in tutti i comuni, io sono... No, mica te, mica te, è l'entità regionale. Devo anche dire, a Trieste. purtroppo c'è anche un'amorosa che mi porta via il tempo. Vabbè, quella... No, voglio dire, intervistare l'assessore di Trieste, l'assessore di Udine, l'assessore di Gorizia su questo aspetto specifico, giusto per avere il prima e dopo, cioè che intenzioni hai e poi vediamo come va a finire. E poi montarlo così e vedere come andrà. Gestisce la notizia. Sì, no, diciamo, a chiacchiere sono bravi tutti, poi sarò io domani a... No, io sto chiedendo in questo momento, magari sono il primo a non volerlo fare, non volermi impegnare, a chiedere se potrebbe essere una cosa che può interessare. Sicuramente fare un'intervista come fanno quelli di Report con una serie di domande. Se mi dicevo focalizzato su questo è quello che proponevo. No, ma si può fare tutto, soprattutto nei comuni non tanto grandi dove gli assessori hanno anche, sono ben felici di avere qualcuno che li va a intervistare, anzi ogni tanto se mi ricorrono per strada, non è che mi viene a fare un video. Quindi anche quello. No, quello che volevo dire, sarebbe interessante a livello regionale magari riuscire qualche volta a riprendere un consiglio regionale. Sì, per questo bisogna trovare qualcuno che abbia un po' di dimestichezza con le leggi, che trovi subito il regolamento del consiglio a vedere se si può fare. Non sai qualcosa? Perché se no ci parliamo secondo me in tutte le leggi regionali. Però anche la ripresa, perché l'accesso è sicuramente anche il Parlamento è pubblico, dovrebbe essere anche il Consiglio regionale. Bisogna vedere se non è vietata vuol dire che per I consigli regionali fanno scuola. Sì, casomai ti cazzano. Ma il problema è che se ti cazzano, si puoi registrare, non ti cazzano lo stesso, almeno dicendo lì, prova a leggere. Però li voglio vedere se ti cacciano e non possono farlo. No, l'hanno già fatto, non è proprio questo, non è in un video di Come Grillo l'hanno fatto vedere che a Cesena, da quella parte là, stavano filmando, è arrivato il poliziotto perché gli hanno detto guardate che sta registrando. L'importante è anche chiedere prima e non andare lì e mettere il No, beh, se tu vai là e chiedi prima, no, capito? Prima c'è di leggere il regolamento, sì, poi il regolamento, tutti stampi tutto il regolamento e vai là con il regolamento alla mano. Perché se no ti dicono di no. Nel momento che ti dicono spegnila, spegni, gli dai il regolamento, guarda a questo punto c'è scritto che io posso farlo. Infatti è come hanno fatto loro, gli hanno parlato. No, si può vedere se controlli dove c'è scritto che non posso filmare, loro hanno già fatto, visto che non c'è scritto, e hanno dovuto lasciare. Deve esserci il regolamento. Il nostro problema è però che se loro non avessero saputo, se loro non avessero saputo avresti dovuto spegnere. Quello è il problema. Chi è che si carica di cercare il regolamento delle sedute del Consiglio regionale? Qualcuno può incaricarsi di vedere il Trieste. Ok, allora Gaddo, tu sei segnato che vai a leggere il regolamento e vedi se c'è. Ognuno ha la sua cosa. Allora, io direi che c'è qualcosa da aggiungere. Danilo? Volevo chiedere, ogni consiglio ha il suo regolamento o è una roba Sì, nazionale? ogni consiglio comunale sì. Perché ad esempio a Udine è aperto, in altri
ho visto altri consigli, altri regolamenti comunali sono stati previdenti. Se vai in comune Codropio e lo chiedi te lo danno. Gli leggi, secondo me non ci dovrebbe, questo argomento qui non c'è, perché è una cosa un po' recente, il fatto che uno vada a registrare. Cioè nessuno ci ha pensato. Nessuno ci ha pensato. Se non è vietato specificatamente, non possono. È un consiglio pubblico. Sì, ma non devi neanche chiedere permesso. Per correttezza dai comunicazione che stai registrando. No, il problema è che quando dai comunicazione le condizioni cambiano da così a così. No, invece secondo me conviene. Non è importante che scambiano da così a così, perché tu vai sul logorio sul tempo e nel tempo non riescono a mantenere un'altra facciata. Aver subito invece aver Ce la fanno? subito schiaffare subito alla gente la verità sarebbe meglio, almeno così sei sicuro che la gente capisce che quello che dicono lì non è la stessa cosa che dicono loro fuori. No, comunque la questione di presentare, dopo capita che se tu gliela presenti 2 giorni prima, loro vanno sull'attenti. No, una volta per sempre. No? Ah, sì. Tu fai, guardi che nei prossimi consigli nell'anno noi faremo questo. Sì, però al primo ordine del giorno, guarda che al primo ordine del giorno è consentito registrare questo consiglio? No, se tu li prendi subito in castagna, questi dopo non, perché a me è stato, uno è venuto a dirmi: hai visto come sul buono che ti ho fatto registrare? Cosa mi hai fatto registrare? Non c'è nel regolamento? Non c'è nel regolamento, io registro quel che mi pare piacevole. Anzi, quella volta che abbiamo fatto la prima registrazione di quell'altro che è sclerato, ti mostro l'uccello, cose del genere, mi sembra basta che vai a vedere. Di Uri. Adesso non mi ricordo il ruolo, comunque uno dei responsabili del consiglio comunale ha detto se tu non vuoi farti riprendere allora non devi neanche candidarti politico. Ha detto, come tu ti fai riprendere ogni volta che ti va bene di fare il tuo coso, sei un consiglio pubblico, aperto al pubblico, ti fai riprendere zitto e statene seduto a fare una figura di merda allucinante, perché appunto il consiglio, il regolamento comunale non prevedeva limitazioni nella registrazione. Dopo magari se voi sapete che quel vostro sindaco è un po' sul piede di guerra su queste cose, magari trovi un amico, mi senti un amico con il tesserino di giornalista, anche pubblicista, una cosa del genere, vai lì e dici tu non puoi riprendere se no, c'ho il tesserino e lo prendi doppiamente in castagna, magari sei già sentore che potrebbero fare. A Trieste fanno così, ad esempio nei consigli comunali mi diceva Medias hanno dei problemi a registrare l'intero consiglio, ma con il supporto di un giornalista esterno non hanno problemi. E con tutti i giornalisti disoccupati puoi credere che sia ma quello semplice, normale. Cioè proprio il tocco di carta e dici senti, non rompermi le palle, sto facendo un'inchiesta sui consigli comunali di Tavagnacco. Un'inchiesta. Va bene, poi detto questo chiudiamo qui così abbiamo fatto anche neanche troppo tardi. Troppo poco. No, avete qualcosa da aggiungere, qualcosa di più discusso? Abbiamo un altro aspetto dei... Però non mi sembra sbagliata, un po' tecnica perché stiamo organizzando appena tutta la macchina che sta dietro a questo discorso originale. Sì, no, l'argomento municipalizzate è complesso, organizzato. Però è importante, penso, non so. Ma guarda, sei liberissimo di... lo so. Ma guarda, siccome alla fine il meetup è una collaborazione, io sono in determinati settori, non posso essere in tutti i settori, perché oltretutto alcuni non mi competono. Se tu magari ti interessa di quella cosa lì, te la studi e dopo riferisci, dici guardate state attenti che in questo comune tanti stanno facendo questa cosa, io mi attivo e dico quando presentano il bilancio, anche se il comune lì batte la pesca, mi presento lì con la telecamera, adesso votate il bilancio e la cosa non come si fa a capire quando un comune sta per votare una cosa? Sì, ce ne sì, almeno una settimana prima.
E sono pubblicati o dove sono pubblicati? Teoricamente sì, sono pubblicati nel comune, molto spesso i comuni mi mandano anche via email se uno è iscritto alle mail del comune, alle news del comune. Allora se uno si iscrive alle news del comune, automaticamente quando il comune sancisce queste riunioni comunali, il bilancio eccetera, a chi è iscritto come news manda queste informazioni. Il comune normalmente hanno una duplice email. Una per quanto riguarda la cultura, tutti gli eventi culturali, uno per quanto riguarda le notizie in generale, ossia invitazioni al traffico, consigli comunali, questioni istituzionali o comunque anche di informazione al cittadino, come quando non so, chiudono l'area perché per inquinamento, invitazione al traffico. Quindi hanno questa due serie di mail, una che riguarda le notizie e una che riguarda le attività di cultura. Uno si iscrive alle news e teoricamente dovrebbe arrivare sempre tutto. Comunque sono pubblicati nel sito in genere. Penso di sì, normalmente sì. O se no nella bacheca, oppure nella bacheca o nella fisica. bacheca, nel mio paese li trovi nel bar anche, no? Sono così, sì, si danno la briga anche di metterne fuori nei bar, così. Ogni consiglio, sai, anche gli argomenti che vengono trattati. E ogni comune ha la sua modo senz'altro. Vediamo la disponibilità. No, segniamola su.